Spintonata a terra e derubata a 85 anni da una banda di giovanissimi. È successo al Ponte degli Isogatoi, a San Giovanni Grisostomo, a pochi passi da Rialto. Se oggi una rapina può non fare più notizia, il fatto che però avvenga nel cuore di Venezia, in un orario tranquillo come le 19:30, ad opera di minorenni e procurando un trauma cranico a un'anziana, ha creato una forte sensazione in città. La borsetta è stata recuperata, i ragazzini individuati e denunciati dalla polizia, ma le circostanze della vicenda sono tali da imporre una riflessione più ampia su ciò che avviene a Venezia. Lo consideriamo assolutamente un fatto isolato, non abbiamo segnali e sentori di questo tipo di presenza, anzi la città mi sembra assolutamente tranquilla sotto questo punto di vista, abbiamo bisogno di approfondire, tenendo presente che il primo soggetto che deve essere preso in considerazione sono le famiglie. Come quasi tutta Venezia, anche San Giovanni Grisostomo è caratterizzato ormai da un flusso ininterrotto di turisti e gli esercizi commerciali sono prevalentemente bar, ristoranti e negozi di souvenir. Qui in realtà più che per le baby gang l'allarme è per i borseggiatori, i cosiddetti pickpocket. Apre di borsa, prendi borsa, telefono, cellulare, questo. Ma hai visto anche bande di ragazzini, di ragazzi molto giovani? Tutti e due c'è. Il termine baby gang viene usato ed anche abusato. Io ho visto operare baby gang in altre realtà molto molto più pericolose. La polizia è intervenuta immediatamente, tant'è vero che sono stati subito fermati questi ragazzi. Ci sa dire qualcosa? Sono italiani, stranieri, sono veneziani? No, queste sono attività che richiedono un approfondimento, che sono sotto la direzione dell'autorità giudiziaria e quindi saranno sviluppate in seguito. Per le Calli, dove evidentemente di certi fenomeni si comincia ad averne abbastanza, c'è chi non disdegnerebbe misure più spicce. Se trovo qualcuno adesso che fa una roba del genere, Cosa fa? lo prendo qua per il copin, detto in veneziano, così no. Sputa addosso, dico. Perché non puoi neanche mettere le mani addosso perché ti denunciano. Sai com'è la storia, no?